Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento di Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Purtroppo la cronaca periodicamente ci pone di fronte a questa problematica, diversi gli incidenti, gli infortuni e purtroppo anche le morti bianche. Faremo il punto con i nostri ospiti, ma cercheremo anche di dare dei consigli, di cercare di capire cosa deve fare un lavoratore per preservare la propria salute, ma anche ovviamente in primis i datori di lavoro, le imprese. Vi presento subito i nostri ospiti, l'ingegnere Antonio Leonardi, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, ma è anche il referente regionale del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro in Sicilia. In collegamento do il benvenuto al dottor Paolo Ravalli, direttore dello Spresal Ragusa. Spresal è una sigla che sta per Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Parleremo con il dottore soprattutto di malattie professionali, quali possono definirsi malattie professionali, come si fa a diagnosticarle, insomma cercheremo di dare delle dritte e in collegamento abbiamo l'avvocato Federico Lentini, che è il coordinatore regionale dell'AID, una sigla che sta per Associazione Imprese d'Italia. Benvenuti a tutti, inizio con l'ingegnere Leonardi. I numeri, proprio oggi l'ASP di Catania ha diffuso le percentuali e i numeri degli incidenti di lavoro che si sono verificati nel 2023. Ce ne sono stati 7.020 infortuni totali contro i 7.588 dell'anno precedente, quindi c'è stata una leggera flessione. 14 però purtroppo gli infortuni mortali contro i 18 dell'anno precedente. Quindi questo dato però non deve mai come dire, confortarci, perché morire sul luogo di lavoro significa che un papà, una madre di famiglia hanno perso la vita e certo, se si è al lavoro significa che si è anche abbastanza giovani, non si è anziani, non è subentrata una malattia, ma morire per portare il pane a casa è sempre qualcosa che non si può accettare. Ingegnere. No, è certamente inaccettabile, non fosse altro dall'altro che dietro un infortunio grave o mortale c'è non solo l'infortunio, ma c'è tutto ciò che riguarda appunto quello che lascia la famiglia, i figli e quant'altro, quindi certamente non è accettabile, anche un solo morto non è accettabile. Vero è che abbiamo appunto avuto questa diminuzione, che è comunque una diminuzione del 28% rispetto all'anno precedente, ma ugualmente abbiamo un numero di infortuni sia mortale e anche non mortale comunque ancora elevato, quindi su questo dobbiamo lavorare. Anche in Italia abbiamo avuto una leggera flessione, ma abbiamo più di 1.000 morti l'anno scorso nei luoghi di lavoro, circa 3 morti al giorno, che è un dato che purtroppo ci portiamo dietro da qualche decennio e che ogni volta ripetiamo, di 3 morti al giorno, e non riusciamo a superare questo zoccolo duro che purtroppo è un problema fondamentale. E su questo bisogna lavorare insieme. Una cosa che noi diciamo sempre, che bisogna lavorare sia come istituzioni, quindi come chi come noi fa i controlli, la vigilanza e le ispezioni nei luoghi di lavoro. Abbiamo avuto l'anno scorso abbiamo fatto ben 600 circa sopralluoghi di vigilanza, abbiamo fatto oltre 4.000 verifiche di sicurezza su macchine e impianti, elevando anche oltre 350 contravvenzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte le attività produttive. Quali sono le cause principali per cui si può verificare un incidente? Allora, quello che si riscontra, diciamo, intanto i settori che più sono investiti purtroppo continuano ad essere quello dell'edilizia, questo per esempio, impalcature, esattamente, ponteggi, trabattelli, la caduta dall'alto. Ancora oggi 1/3 degli infortuni mortali che accade in Italia è dovuto alla caduta dall'alto, che è lo stesso purtroppo modalità di accadimento di infortunio più grave che accadeva
40 anni fa, 50 anni fa, quando ancora la straordinaria normativa che abbiamo, che è il decreto 81, quello noto come testo unico sulla sicurezza, che è una straordinaria normativa, probabilmente appunto una delle migliori in Europa. E quindi il problema non è tanto quello che, come a volte si sente dire, non ci sono le norme, non ci sono le leggi ci sono, ma bisogna poi attuarle, applicarle nel dovuto. Quindi l'edilizia, l'agricoltura, anche questo è un altro dei settori dove avvengono infortuni gravi e mortali, soprattutto dovuti a trattori, trattrici e altre attrezzature di lavoro che avvengono. Il settore dell'agricoltura è ancora un settore più difficile rispetto a quello dell'edilizia, perché è fatto da micro imprese diffuse su un territorio molto ampio e dislocato territorialmente, quindi bisogna investire. E poi ci sono anche infortuni che accadono per folgorazione elettrica, ancora oggi ne abbiamo avuto uno recentemente a seguito di folgorazione elettrica, lavorando sulla media tensione, e poi ovviamente anche i infortuni che accadono a volte negli ambienti confinati, come si dice. Quindi noi a Mineo ci ricordiamo, grazie a Dio, quello che è successo a Mineo certo. Anni fa, i 6 infortuni morti che accadono entrando nei silos, dove sono sostanze tossiche, ancora questi continuano. I compagni, i colleghi di lavoro volevano salvare, invece ne sono morti perché 6. non era rispettata. In realtà in quegli anni non c'era neanche un decreto specifico, che poi è stato fatto qualche anno dopo, un decreto specifico che stabilisce una ben precisa procedura con cui si affrontano i lavori negli ambienti confinati, quindi con un uso di misure di prevenzione collettiva e anche individuale quando si va giù. Ecco, quanto dipende dall'imperizia del lavoratore e dalle misure invece che non sono state applicate da parte delle aziende? Perché lei ha citato il caso di Mineo, lì è stato l'istinto, no? Un lavoratore cade giù, gli altri hanno cercato di dare aiuto e invece poi sono morti. Ecco, ma tralasciando questo caso, che poi è stata la magistratura insomma a indagare, ecco, in linea generale, allora, intanto, che percentuale abbiamo? Quanta è fra virgolette la colpa o l'imperizia del lavoratore che magari non mette il giubbottino, che non si aggancia bene, eccetera, e quanto invece è l'azienda che non... Allora, intanto generalmente quando accade comunque un infortunio o una malattia professionale c'è una violazione di un articolo, quindi comunque c'è una violazione. Chiaramente le responsabilità stanno talvolta nella mancata attuazione delle norme, quindi da parte dei datori di lavoro, dirigenti o preposti, che non c'è solo il datore di lavoro, c'è una catena di responsabilità che gli organi di vigilanza poi devono accertare. E certamente a volte gli infortuni sono anche determinati da una a volte scarsa percezione del rischio che i lavoratori hanno. A volte, ecco, se guardiamo un po' i tetti nelle nostre strade, spesso vediamo i lavoratori sui tetti che ancora oggi non usano i dispositivi di protezione individuale. Quindi possiamo già lanciare un primo messaggio ai lavoratori, adesso magari lo lanceremo, diciamo alle aziende ovviamente, perché anche le aziende devono vigilare che i loro dipendenti stiano utilizzando i presidi disposti. Ne hanno la responsabilità. Esatto, le aziende devono vigilare, quindi se non le hanno se ne devono approvvigionare, ma se ci sono devono verificare che i lavoratori stiano lavorando in sicurezza. Dottor Ravalli, lei a Ragusa, ci sono tantissime serre, tantissime aziende agricole. Leggevo un dato in cui dice: non è vero che chi lavora la terra come dire, sta meglio, gode di ottima salute perché sta all'aria aperta, perché a quanto pare, ma me lo confermi se è così, l'uso di alcuni elementi chimici per coltivare o per disturbanti eccetera causa invece delle malattie professionali. È un dato che lei mi conferma? Buonasera a tutti. Sì. Ringrazio per averci invitato anche a noi, però ecco, quello che ha detto lei è una cosa sacrosanta, purtroppo, dico io. L'agricoltura non è il posto che uno si immagina. Scevro da rischi, diciamo. Ecco, sì, perfetto. Anzi, mi colgo l'occasione, io sono laureato a Catania, dove c'è stato il grande professore Inserra,
che è dell'Università di Catania, un medico del lavoro, che è stato il primo, se non uno dei primi, insieme a Giovanni Berlinguer, a parlare di patologie da serra, di una patologia che nella realtà interessa globalmente la salute del lavoratore e in cui vari fattori di rischio incidono. In primis, a quei tempi, ma anche oggi, l'uso enorme, spropositato in certi casi di pesticidi. Due, anche l'ambiente, il microclima che determina delle situazioni di umidità, di temperature elevatissime e i ritmi di lavoro, cioè tutte quelle cose che oggi sono diventate patrimonio di tutti nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei lavoratori. Ritornando alla sua domanda, non ci sono dubbi che l'agricoltura, oltre a dare infortuni, come abbiamo detto l'ingegner Leonardi, che interessano le attrezzature, i trattori e roba del genere, ma nell'ambito delle serre le fasi di manutenzione della serra stessa, che sono altamente rischiose, tanto per fare un esempio, noi abbiamo molto più infortuni mortali purtroppo in agricoltura piuttosto che in edilizia, non perché siamo più bravi o meno, ma perché la realtà economica del Ragusano, di tutta la fascia trasformata della Sicilia che va da Siracusa fino a Trapani, determina una ben precisa situazione. Quindi nelle fasi anche di manutenzione e di montaggio delle serre c'è il rischio di caduta Ecco, dall'alto. ma in questi casi il lavoratore come può proteggersi? Intanto vorrei anche ricordare il nostro numero di telefono, che è il 342 7455 005. Con un messaggio potete rivolgere delle domande ai nostri esperti, se avete dei dubbi, se volete informarvi su qualche aspetto, chiaramente in base all'argomento che stiamo trattando. Prego, dottor Ravalli. Sì, rispetto all'infortunio non ci sono dubbi che delle misure di prevenzione in termini di impedire che uno cada con varie modalità è la causa, la ragione principale da affrontare. E le dirò di più, noi abbiamo proprio quest'anno, nel giugno del 2023, ha fatto un convegno convegno regionale a cui hanno partecipato anche vari esperti su una ipotesi di serra sicura, cioè dire per evitare, specialmente nella fase di montaggio, la caduta del lavoratore da 4, 5, se non 6 metri. Mentre in linea generale, mi scusi, in linea generale invece quali sono le malattie professionali, quelle più diffuse? Invece per quanto riguarda, ecco, perfetto, per quanto riguarda invece le patologie da lavoro, sicuramente la patologia più diffusa che negli anni si sta sempre di più diffondendo sono le patologie muscoloscheletriche, che è una realtà che è diventata quasi un'epidemia in vari campi, sia anche in edilizia che in agricoltura. Se consideriamo che in agricoltura si fanno spesso movimenti ripetuti con eccesso di carico fisico, giusto? E in condizioni, come dicevo poc'anzi, microclimatiche non ideali, sicuramente questa è la patologia più diffusa e ancora è presente una patologia diffusa dell'ipocusia, anche se in fase di diminuzione, e poi c'è la grande famiglia di quelle patologie croniche, parlo principalmente dei tumori, su cui da anni si disquisisce ma non si arriva mai a una definizione certa. Non ci sono dubbi che i pesticidi, almeno nel passato, ora un po' di meno, c'è un maggior controllo, molto utilizzati, sono stati dei pesticidi che lasciano il dubbio di una possibile cancerogenicità, tanto per non andare lontano, anche il famoso glifosato di cui tutti si parla serve più in altri ambienti, ma anche nel Ragusano, dove ci sono serre, quindi dove in teoria non dovrebbe esserci una grande diffusione di questo prodotto, invece questo prodotto c'è. Quanto questo prodotto incida in alcune patologie neoplastiche, ci abbiamo anche fatto degli studi qua a Ragusa, ma con il registro tumori di Ragusa stesso non siamo arrivati a delle conclusioni definitive, però una qualche incidenza di una certa significatività
che riguarda alcune patologie del Ma lei ci sta sistema, dando una notizia, cioè, non sa, ma sta dando una notizia importantissima che mi sta lasciando anche un po' così. Il ma sono stati glifosato, pubblicati, quindi sì, lo non è so, che sono lo stati so, pubblicati. lo so. Il glifosato Comunque, è ecco, voglio dire, siamo in una quel fase in prodotto che cui i nostri agricoltori come dire, puntano l'indice su questo glifosato perché viene utilizzato tantissimo in Canada per il grano, quindi c'è tutta una battaglia contro il grano che viene dall'estero. Lei mi sta dicendo però che anche qui in Sicilia viene utilizzato. E allora guardi, com'è è la il storia? quinto pesticida, se non vado errato, più utilizzato in provincia di Ragusa. Sto citando a memoria perché non l'avevo Ma questa per preparato, me è però una notizia, capito? Perché proprio in questo periodo ci sono dei periodicamente dati. gli agricoltori proprio si lamentano, non vogliono che arrivi grano dall'estero perché dice il nostro è più salutare e poi si scopre in questo Certo. momento che anche loro usano il glifosato. Sì, lo usano per disinfestare, ma ecco, il caso che lei sta accennando è quello che stiamo vedendo proprio in provincia di Ragusa, al porto, dove arrivano delle grandi quantità di grani che vengono dal Canada, ed è notorio che il Canada, per far maturare il grano, deve usare per forza Certo. il glifosato, quindi è un dato di fatto, purtroppo. Ecco, Certo, ma su no, questo sono l'idea d'accordo. era che invece in Sicilia, avendo il sole e tutto, invece questo prodotto potesse non essere utilizzato. Va bene, andiamo avanti perché ancora dobbiamo sentire l'altro nostro ospite. Intanto, appunto, se volete rivolgere delle domande, vi ricordo ancora una volta il 342 74 55 005. Abbiamo in collegamento anche l'avvocato Federico Lentini, che è il coordinatore regionale dell'AIDI, che è l'Associazione Imprese d'Italia, ecco, che avanza delle proposte. Quali sono, avvocato? Sì, Velocemente perché andiamo in pubblicità e poi torniamo. Intanto... innanzitutto buongiorno, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Saluto i gentili ospiti, illustri ospiti. La proposta dell'associazione di cui mi onoro di essere delegato regionale è una proposta di aiuto per le aziende, per le imprese che si trovano oggi di fatto a dover gestire tutto il sistema organizzativo della sicurezza sul lavoro, spesso senza comprendere appieno quanto la sicurezza sia effettivamente un investimento e continuano a concepirlo come un costo. Io sono assolutamente d'accordo con quanto poco fa detto dal dottore Leonardi, dall'ingegnere Leonardi in merito al fatto che il testo unico sia una delle migliori normative presenti in Europa, e sono assolutamente d'accordo sul fatto che non è certo la carenza di norme che genera oggi una criticità nel sistema e che genera oggi problemi di infortuni o di morti sul lavoro. E non è un caso che dal 1994 ad oggi, quando fu introdotto prima il decreto 626 e poi il decreto 81 nel 2008, di fatto i morti sul lavoro siano sempre rimasti, tranne forse in un paio di circostanze, forse nel 2016, nel 2008, sempre al di sopra dei 1000 morti l'anno. Quindi l'idea che l'associazione, il comparto associativo porta avanti è di creare le condizioni perché le istituzioni vadano incontro alle imprese, vadano incontro alle aziende attraverso dei sistemi di finanziamento, di aiuto anche fiscali, per consentire a tutti, soprattutto alle microimprese, alle piccole imprese, di cui peraltro è fatta la gran parte del tessuto produttivo italiano, di poter adempiere con maggiore serenità agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Grazie. Fermo restando ovviamente la necessità di mantenere quello che è l'attuale sistema di controllo, di sanzioni e di posizioni di garanzie, che serve a individuare le responsabilità nel caso in cui ci siano degli eventi infortunistici. Va Ci bene, sono tanti metodi grazie per mille. farlo, magari. Sì, è chiarissima la sua proposta. Andiamo in pubblicità e poi torniamo, continueremo a parlare di sicurezza e salute nei posti di lavoro.
Eccoci, siamo tornati in studio, stiamo continuando a parlare di sicurezza e di tutela della salute nei posti di lavoro. È arrivata qualche vostro messaggio, leggo subito quello di Salvatore che ci scrive: sono un lavoratore che per molti anni ha ricoperto la funzione di responsabile dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza. La mia domanda è se si ritiene di attuare un numero di controlli sufficienti e se no da cosa dipende. Mancanza di fondi, di personale controllore, quale settore regionale assegna i fondi ed ha la responsabilità dei mancati controlli? Giro la domanda all'ingegnere Leonardi, ma se vuole rispondere anche il dottor Ravalli. Certamente la domanda come rappresentante del lavoratore della sicurezza, diciamo, pone l'accento sull'aumento dei controlli. Chiaramente noi i controlli, come dicevo, l'anno scorso abbiamo fatto a Catania circa 600 sopralluoghi ispettivi, oltre 4.000 verifiche, quindi e anche elevando diverse centinaia però gli ispettori mancano però sempre. Chiaramente il numero dei controlli alti. Potrebbe essere sempre aumentato, il personale per quel che riguarda gli organi di vigilanza sicuramente potrebbe essere potenziato. Noi all'ASP abbiamo comunque un numero di ispettori. Credo che l'ispettorato del lavoro, che ha anch'esso, ricordiamo che 2 sono gli organi di vigilanza in questo momento territorialmente, cioè che hanno gli stessi compiti, noi dell'ASP e l'ispettorato regionale del lavoro. Loro forse hanno delle risorse umane in questo momento più ridotte rispetto a noi, ma sicuramente il numero delle risorse umane dovrebbe essere aumentato. E poi l'ASP fa anche un altro lavoro che è quello di formazione. Voi andate nelle scuole, insomma, nei posti di lavoro, insomma cercate di sensibilizzare sia i datori di lavoro che i lavoratori. E questo stavo dicendo, che il solo controllo, la sola vigilanza comunque non riusciranno mai ad abbattere gli infortuni e le malattie professionali, senza l'altro rovescio della medaglia, che è appunto la formazione, l'informazione, l'assistenza, che noi appunto, soprattutto con il nuovo strumento dei piani mirati di prevenzione, stiamo portando avanti da quest'anno in tutta la Sicilia, in tutta Italia onestamente, perché il piano nazionale della prevenzione è italiano e noi abbiamo un nostro piano regionale della prevenzione. Stiamo portando avanti dei piani mirati di prevenzione, cioè dei piani per settori specifici di rischio, appunto l'edilizia o l'agricoltura, dove prima operiamo un'attività di assistenza alle imprese, di informazione alle imprese e poi dopo eventualmente la vigilanza. Oltre a questo si aggiunge poi la formazione e su questo potremmo aprire anche un grosso discorso sulla qualità, efficienza ed efficacia della formazione. Ma questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano, ma certamente possiamo sicuramente dire che la repressione, i controlli chiaramente ci servono e sono efficaci, ma è poi alla fine il cambio di mentalità, il capire che la sicurezza è un valore aggiunto, perché un'azienda che si ritrova con un lavoratore infortunato o addirittura una morte sul lavoro, chiaramente ci sono dei costi ben maggiori. Ed è giusto dire che appunto la sicurezza deve essere vista più come investimento che come un costo. Perché ci sono dei processi, insomma si va incontro a una serie di problematiche, a parte il valore umano delle persone che appunto rimangono a volte anche con delle lesioni molto gravi, permanenti, insomma. E quindi il cambio di mentalità ci vuole e bisogna capire che la sicurezza è un valore, non è una perdita né di tempo e neanche di denaro. Assolutamente. Dottor Ravalli, volevo chiederle come fa un lavoratore a vedersi come dire, riconosciuto una malattia professionale? Sì, se vogliamo è semplicissimo, bisogna fare un primo certificato medico che va inviato all'INAIL da parte di un medico, qualsiasi esso sia, il medico curante se vogliamo, ma dovrebbe essere, noi dei servizi di vigilanza, l'ingegnere Leonardi ne sa qualcosa, ci augurerebbe che anche i medici competenti ne facessero, non dico allo stesso numero, ma un numero considerevole. In realtà poi ci si rivolge anche a vari patronati di vari sindacati che aiutano il lavoratore a fare questo percorso che non è semplice, perché non sempre la denuncia di malattia professionale che è legata a questo primo atto del medico che dice questa è la patologia che io sospetto come patologia da lavoro, giusto? Dopodiché
tutto l'iter viene seguito dall'INAIL, la quale è l'organismo che in Italia gestisce la parte assicurativa della malattia o anche degli infortuni. In realtà molti servizi, almeno qui a Ragusa da noi, ma mi pare che se non vado errato anche a Catania o in qualche altra ASL, hanno istituito degli ambulatori ad hoc. Noi abbiamo la possibilità per qualsiasi cittadino lavoratore di seguirlo relativamente al suo percorso per la definizione della patologia, se da lavoro o meno, e dopodiché, dopo gli accertamenti e le certificazioni che rilasciamo, il lavoratore va a fare una serie di accertamenti munito di queste informazioni. La scommessa, come ha detto lei poc'anzi, non è solo nella repressione, ma nei servizi, in questo caso nel dare formazione, nel dare assistenza a colui che ha una tecnopatia, nel dare anche delle giuste indicazioni su come comportarsi, non solo in materia di prevenzione della patologia, ma proprio di riconoscimento della malattia, perché spesso anche il medico curante non ha grandi conoscenze, perché è un settore molto specialistico. Normalmente se uno ha un problema cardiaco va dal cardiologo, se ha un problema da disturbi intestinali va dal gastroenterologo, spessissimo se ha un problema da lavoro o non lo sa mentre è un problema da lavoro o si rivolge alla persona sbagliata. Noi come servizio qua a Ragusa abbiamo aperto un ambulatorio dei TIRA a cui si può arrivare facilmente senza nessuna coda, sicuramente senza nessuna coda, e voglio ricordare una cosa che non è stata detta, però è importante. Abbiamo 1200 morti, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che per ogni morto per infortunio ci sono 5 morti per malattie spesso non riconosciute, per non parlare dei tumori professionali di cui abbiamo tante fatto solo volte purtroppo alcune questo malattie è il percorso che devono fare i lavoratori in genere. Certo, però non è Molto facile complicato, ammetto, diagnosticare. perché a volte non vengono riconosciuti, però Non vengono riconosciute, ma a volte pensiamo a Biancavilla, insomma, oppure all'amianto. Solo dopo tanti anni si è scoperto che insomma c'erano degli elementi che... se ci fossero stati dei servizi che erano in condizione di poter fare delle indagini, cosa che hanno fatto, di tipo epidemiologico, che hanno fatto uscire la patologia da floradenite, quella di Biancavilla, sì, ecco, esatto. Ce ne saremmo accorti anche prima. Purtroppo, come diceva anche poco fa l'ingegnere Leonardi, i servizi sono sguarniti come numero, sguarniti come qualità e non attenzionati correttamente come dovrebbe essere, non per fare una battaglia corporativa, ma tutti parliamo di infortuni e di maggiori ispettori, però l'ingegnere Leonardi sa benissimo che se non il 100%, ma almeno l'80-90% delle inchieste per infortuni vengono fatte da quei servizi che dovrebbero fare, cioè i servizi delle ASL, che dovrebbero fare anche formazione, assistenza alle imprese, ambulatori e roba del genere. Da noi chiamano solamente noi le procure, quindi ed è un grosso lavoro. Grazie mille a tutti gli ospiti, siamo veramente in chiusura, il tempo è volato, grazie per le vostre informazioni, per le riflessioni che ne sono scaturite. Io ringrazio l'ingegnere Leonardi, ringrazio il dottore Ravalli e ringrazio l'avvocato Federico Lentini. Grazie anche per chi ci ha seguito in regia e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima.